Sì, allora non è arrivato questa, lui ha scritto allora, all'italiano, sì. hai capito? Allora, lei mi lascia tutto questo, Osvaldo, e poi con No, calma. registriamo quella lettera. Sì. E questo chi ha scritto padre? Quella lettera è fotocopia. Al governo Sì, italiano? al governo italiano che chiedeva No, un questo è aiuto. al suo comandante partigiano. მამამ წერილი მიიღო ან ალბინო Vedi? გალეტისგან, კარგი თბილი წერილი, ძალიან დიდი კაცი იყო ეს ალბერტი გელანი. მოდი ჩვენთანო ესო ყველაფერი და იმის პასუხად Questa è risposta a questa persona che lui invitava, se la cosa, questa è un'altra lettera. Qua 2 lettere sono. Vediamo di nuovo il passaporto sovietico. No, non si tocca quello. ეს სოვიეტიკო პასპორტი. Sì. ჯორჯანი, ანტი ალექსანდრე კირილეს. Amore, no, non fare casino di là. mio padre, Sì. მერხეული. აბხაზია. E qui in telefonista non me ne dà mica, tra documenti. Io rilascio il passaporto della signora, anche fotocopia del passaporto della Qua signora. devi chiedere. Qua. Guarda. E poi la signora ha tutti i vari documenti, anche data di nascita, che lei è figlio di suo padre. ხომ ნამიწერია რომ Iniziale devi già chiedere. იმას მოვიხო. შეიძლება მე წაიკითხო. Igen, igen. No, con la canottiera. Signora Manana, Che suo padre cosa le raccontava quando della guerra? Lui dice di aver arrestato un generale durante la guerra in Italia. Chi era questo generale? Chi era questo generale che ha arrestato? Ha detto ci sono in archivi di partigiani, chi era? Infatti, Sì. però se lo diceva lei, perché purtroppo molti così Sì. cosa le ha raccontato della guerra quando è stato in Italia? I ricordi più Ha detto Osvaldo, qua lei ha scritto tutto, lei ha fatto una lettera biografia di suo padre e spiega tutto la signora. No, qua. Hai capito? però delle azioni di guerra. Delle azioni di guerra proprio. Non ha nessun ricordo del padre? Non mi raccontate così, quello che ha fatto in Italia. Ha detto l'ho scritto tutto quello che mi ricordava da racconti di suo padre. Ah, le racconti? Sì. Ah, A casa sua quindi lo devi tradurre. sì. Allora qua sta scritto, io faccio un piccolo traduzione Sì. subito perché può essere non vera anche bene. Ok? Allora qua sta scritto tutte operazioni più difficili, questa è da ricordi di Cino Moscatelli. I georgiani stanno a fianco a me, ricorda, questa è una cosa da ricordo. Non potevo anche volere miglior combattenti come erano loro. Solo quello era che loro combattevano fino a ultimo. Non pensavano alla sua vita e per questa molti di loro sono morti come eroi, sono caduti come eroi. No. Eh sì, lui è stato anche... Allora qua sta scritto piccoli ricordi che lei ricorda dal racconto suo padre, ok? E poi facciamo questa, dobbiamo tradurre già ufficialmente poi e allegare. და ყველაფერი ამის გამო ამ პაკეტში მიცემდნენ რომ შენს მოღალატე ხარო და აღიარეო მოღალატე რო ხარო 20 წელი მიუწევს და მამა მერე გულით აღარ ყოფი გახდა და მეტროდას პასეობდნენ. თუ ინვალიდი გახდა და მამას ფაქტურად არასდროს არ უმუშავია დედაჩემის pedagogis Allora, ha detto che il padre, siccome è stato arrestato come rientrato dal KGB, allora
mai non lavorato perché di là è diventato invalido. E questa perché loro stavano torturando perché lui doveva ammettere che era un Fuori legge. traditore di patria, finché non arriva dall'Italia, perché allora, dopo la guerra, non si capiva chi era chi, quindi poi era il Stalin, stava il Stalin, e stavano altre persone che proprio guardavano molto male, le persone che non sapevano a quale io, uno anche traditore, poteva dire che io ho combattuto con gli italiani, ho combattuto con quelli, con francesi, quindi non ci credevano. Quindi solo allora, quando dall'Italia è arrivata una lista di combattenti partigiani che veramente hanno combattuto per l'Italia, come si chiama, il KGB sovietica, dopo 6 anni carcere, che ce l'aveva 20 anni di carcere, hai capito? Dopo 6 anni di torture hanno rilasciato e lui mai non lavorato, però qua sta il, come si chiama, il documento che era già diventato invalido, il cuore già non funzionava bene, e con il stipendio di una maestra di madre hanno cresciuto 4 figli. Quindi hanno passato tutto in più. Tutto questo è documentato. Sì, questo. Allora, questi 2 indirizzi arrivati dall'Italia che loro invitavano su questi indirizzi quando era vivo. No, non li mettere questi, ancora non si sa mai. Cosa? Ancora erano più ancora devono stare E va bene, quella poi possiamo... Allora qua l'indirizzo del capo della resistenza, Bruno. ნაციონალური გეროი არის აქცევია გამარჯვების წერილის გამარჯვების ხომამაჩების წერილის ციტატი დარაგოი გენერალ მოსკატელის გამარჯვების წერილის ციტატი არის. È un libro russo quando erano sovietici hanno fatto, e la citata di là cita una parte di lettera di suo padre al generale generalino, non era generale, per loro chiamavano generale perché era capo di... andiamo poi sull'internet sinceramente perché io non molto... No, questa è la firma del generale Alexander, dell'inglese. Vedi, il comandante Alexander, questo è il generale Alexander inglese. Non riesco a capire chi è che l'ha firmato. Comandante in capo delle armate alleate in Italia, sta scritto sopra. Alexander, la firma, Alexander. Alexander era il... E va bene, poi qua confermata da... Allora la signora deve andare, quella per le fotocopie via, quella per i centri scartiamo tutti questi fotocopie, tutti quei documenti, dammi qua, conserviamo qui. Stop. Ma il telefono mi sono rincedeva, caldo però. Ho sbagliato.